Iniziata ufficialmente la stagione 2025-2026 dell'Umana Reyer. Agli ordini di coach Neven Spaia e del suo staff, infatti, si è radunata al Palasport Aliercio la prima squadra maschile al gran completo, a eccezione dei due giocatori ancora impegnati con le rispettive nazionali. Abbiamo cominciato noi allenatori a lavorare forte, preparare questa stagione che speriamo che va a essere molto più buona che questa che è passata. Soprattutto ci sono tanti nuovi giocatori, tante nuove idee, anche strategia di scegliere giocatori, abbiamo cambiato un po' di idee, dunque come sempre vogliamo essere sempre in avanti. Quest'anno abbiamo cambiato molto, la società è andata molto sul mercato, penso che abbiano fatto un ottimo lavoro. Fra poco inizieremo con tantissima energia, con ottimi propositi per cercare di migliorarci, di fare meglio dell'anno scorso e di cercare di essere più consistenti in tanti momenti del campionato. Ecco, dovremo migliorarci sia dal punto di vista europeo che italiano. La giornata è iniziata con le foto ufficiali, quindi presidente e coach hanno presentato gli obiettivi del club per la prossima stagione. Affrontiamo questa stagione con lo stesso entusiasmo del 2006, quindi con la voglia di far bene, con la voglia di regalare soddisfazione a tutti, cercando di interpretare al meglio la stagione sia con la squadra maschile che con la squadra femminile. Abbiamo cambiato una filosofia con gli stranieri, abbiamo aggiunto giocatori italiani, abbiamo cercato di mettere una squadra che sia importante, che possa regalare soddisfazione a tutti. Primo obiettivo dopo di tutto che cosa è successo l'anno scorso, essere sani, allenare può essere in un modo diverso, come ha detto di prima, scegliere i giocatori è un modo diverso se qualcuno si infortuna che abbiamo già cambio preparato, tante piccole cose. Quindi cena di squadra a Mestre, compresi i giocatori aggregati dal settore giovanile, Macri, Corato, Eramo e Favaretto, a testimonianza del forte legame tra la prima squadra e il vivaio Oro Granata. Primo appuntamento, il ritiro di Falcade.